200 euro in più lordi al mese, che mediamente un terzo livello avrebbe all'anno, chiedo scusa, all'anno ovviamente, 3.200 euro lorde in più all'anno che un lavoratore di terzo livello mediamente avrebbe in ragione di questo accordo, giusto per ricordare perché CISL, UIL e gli altri firmano questo accordo. Ministro, devo dirle però una cosa, quando dice Landini che bastava forse lavorare sull'attuale contratto nazionale e non è stato accettato, lei non può negare, perché l'ha detto, diciamo, che questo nuovo contratto lo si vuole da parte della Fiat, anche perché diventa un landmark, diventa un punto di riferimento per trasformare completamente anche il futuro dei contratti tra lavoratori e aziende. Questo è vero o no? Lei lo conferma che questo è, diciamo, un accordo significativo, definitorio, che cambia proprio, come dire, la carta dei rapporti nel mondo industriale? Assolutamente no, se lei mi dice questo accordo nei suoi specifici contenuti che sono conseguenza della specifica storia dello stabilimento di Pomigliano, non ultime quelle vicende di eccezionale assenteismo che hanno caratterizzato la storia meno recente e più recente di questo stabilimento. È invece significativo quell'accordo perché indica che le parti possono reciprocamente adattarsi, individuare punti di incontro nella dimensione aziendale, con ciò favorire investimenti molto di più di quanto lo possano fare leggi di incentivazione che non ci consente la Commissione europea e comunque, forse non ci consentono più nemmeno i bilanci pubblici. Nel senso che permette di avere nuovi criteri di riferimento nelle capacità nella trattativa ma non nel merito, le sottolineo, non nel merito, nel metodo della disponibilità reciproca tra parti a individuare concretamente i problemi che in uno stabilimento ci sono e a trovare il modo di risolverli insieme. In questo senso le specifiche misure sono poi figlie di quelle anomalie, perché chiedo a Landini, c'era o non c'erano condizioni anomale di assenteismo? Va bene, è vero o non è vero che si è arrivati al 38% di assenteismo in alcune circostanze? Guardi, la prima cosa che vorrei dire è che se il Ministro parla di metodo, io mi permetto di dire che se il metodo è prendere o lasciare con dei ricatti non mi pare un gran metodo. Noi le trattative siamo pronti a farle, le abbiamo sempre fatte, però la trattativa vuol dire ricercare un consenso tra le parti e noi alla Fiat abbiamo avanzato delle proposte specifiche di merito per affrontarle. Quello che noi qui vediamo, e anche le parole del Ministro lo indicano, io non ho nulla contro la contrattazione aziendale, si figuri. Il punto è se la contrattazione aziendale si fa migliorando i contratti nazionali di lavoro, non derogando dai contratti. Si fa rispettando le leggi, non derogando dalle leggi. Si fa rispettando la Costituzione, non cancellando la Costituzione. Queste sono le nostre obiezioni, perché nel merito noi siamo pronti a discutere di qualsiasi argomento. Ma allora perché gli altri sindacati vogliono firmare? Perché sono tutti autolesionisti? No, non sto dicendo questo. Io le ho raccontato come è andata la trattativa. Tutti assieme avevamo chiesto delle modifiche. Di fronte al ricatto della Fiat, ed è questa la cosa che io ho detto anche ai miei colleghi sindacalisti, hanno valutato che era meglio accettare questa cosa per non correre il rischio di non far fare l'investimento alla Fiat. Ma in questo modo, secondo me, fanno un errore non solo perché si peggiora le condizioni a Pomigliano, ma io insisto, se passa l'idea che in Italia per fare investimenti c'è bisogno di cancellare i contratti, la legge e la Costituzione, io credo noi facciamo arretrare non solo le condizioni di lavoro, ma andiamo in imbarbarimento sociale e produttivo di questo Paese. Perché per fare qualità produttiva bisogna investire sulle persone, Landini, ci vuole la loro intelligenza. A questo proposito, il Ministro ha parlato di uno dei grandi temi che c'è dietro la questione Pomigliano. Io Pomigliano devo dire che la conosco abbastanza bene perché quando ero giovane e militante ho fatto volantinaggio di fronte a quella fabbrica e so che alcune cose sono vere. Il grande tema dell'assenteismo. È una campagna eccessiva quella che è stata fatta contro l'assenteismo a Pomigliano o no? Noi abbiamo alcuni dati qui che sono fonde FIM-CISL. Che dice che fino al 2008 l'assenteismo era dell'8-9%, mentre la soglia massima gestibile è del 5%.
periodo elettorali 32% e prima della ristrutturazione del 2006 era addirittura del 20%. Ora questi sono i dati non di un'anomalia, di una malattia. Lei è d'accordo su questo? Ma guardi che noi al tavolo di trattativa, e se ho il tempo, noi abbiamo dato la disponibilità a discutere, perché per quello che riguarda le elezioni, io ribadisco, i rappresentanti di lista, gli scrutatori e i presidenti mica li nomina il sindacato, E quindi noi abbiamo detto alla Fiat che eravamo assolutamente disponibili ad affrontare questo tema, ma per affrontarlo bisogna che la Fiat chieda alle forze politiche, che a volte si rivolgono alla Fiat per altre ragioni meno nobili, che si impegnino ad affrontare il tema. Non è nelle nostre possibilità, e noi se ci sono degli abusi non siamo certamente disponibili ad accettarli. Va bene, questo mi sembra una buona cosa. Sulla malattia vorrei dire una cosa, dati della Fiat, non dati di altre organizzazioni. Quando siamo stati al tavolo per dire che c'era un assenteismo alto, la Fiat ha sempre portato dati del 2003, del 2004, del 2005, cioè parliamo di 5 anni fa. Nell'ultimo periodo, dopo che la Fiat ha fatto, come lei chiama, il programma di rieducazione con la formazione ai lavoratori e col fatto che qui c'è un ricambio generazionale di questa fabbrica, la stessa Fiat ha comunicato che i tassi d'assenteismo a Pomigliano, 3,7%, sono più bassi che nel resto del gruppo. Allora bisogna capire cosa affrontare, perché noi non vogliamo difendere chi fa il furbo, ma non vogliamo nemmeno che chi è malato non venga tutelato come deve essere tutelato. Questo è il punto. Landini, la ringrazio. Io faccio concludere al Ministro. Ministro, in questa discussione ha sentito emergere almeno qualche cosa che potrebbe far fare un passo avanti a questa trattativa prima di martedì? Guardi, le voglio rispondere in termini di ottimismo della volontà piuttosto forse che di ottimismo della ragione. Io voglio sperare di sì, voglio sperare che cioè alla fine anche il gruppo dirigente della FIOM e certamente voglio sperare che i lavoratori della FIOM riconoscano l'importanza di questo referendum, dell'esito di questo referendum ai fini della decisione di un investimento decisivo per il futuro di Pomigliano e dell'intero Mezzogiorno. Io sono convinto che alla fine questo indurrà molte lavoratrici e molti lavoratori con riserve che possiamo anche per certi aspetti arrivare a comprendere, non a condividere, perché ripeto, a ragion veduta non condivido quelle critiche, ma pur mantenendo quelle riserve alla fine compiano la scelta giusta, andare a votare e votare per il sì, perché si vada avanti, perché si investa, perché si realizzi questo investimento importantissimo, perché si superino le anomalie di una storia, quella dell'investimento, quella dello stabilimento di Pomigliano, che si riconducano purtroppo al tempo ancora delle partecipazioni statali, ma sono vigenti fino ad oggi. Ringraziamo tutti voi, intanto siamo contenti come servizio pubblico e ringraziamo voi di esservi confrontati attraverso per l'appunto questa trasmissione. Noi vi facciamo gli auguri per le prossime ore e per tutto. Intanto noi invece come Mezz'Ora abbiamo ancora una puntata stagionale per 27 e sarà questo il nostro ultimo appuntamento. Grazie Ministro, grazie alla FIOM, grazie a Landini. Arrivederci.